L'antavirus, mentre è in corso a Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave Focolaio, continua a Padova l'isolamento per il medico sudafricano che viaggiava nello stesso aereo della seconda vittima. Fortissime raffiche di vento colpiscono in pochi minuti la zona di Villorba, alberi sradicati, il vento fa volare un gazebo e tondini di ferro di una recinzione, danneggiando le auto, grandine in tutta la Marca. Electrolux annuncia un piano shock di tagli che vedrà il licenziamento di 1700 persone, forte preoccupazione a Susegana e Porcia, proclamate 8 ore di sciopero. Telecamere al setaccio per risalire i banditi che si sono introdotti in una villa di Selvana a Treviso, immobilizzando gli anziani. 17enne bengalese violentata in casa da un connazionale a Mestre. Mentre continua la caccia all'aggressore si accende lo scontro, la leghista Cisint serve remigrazione. Per 4 anni ha spillato una madre vicentina angosciata 130.000 euro facendole credere che il figlio avesse guai giudiziari, 24enne denunciato. Adunata nazionale degli alpini, Media Nord-Est si conferma il network delle penne nere, la diretta non stop dello sfilamento tiene incollati oltre 1.333.000 spettatori. Una 3 giorni che Antena 3 ha raccontato senza sosta con i nostri inviati. Riviviamo le emozioni alpine questa sera a Ring. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione regionale. Ed ora parliamo dell'antavirus. Infatti, mentre è in corso sull'isola di Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, continua la sorveglianza attiva per il medico sudafricano che ha avuto un contatto con la seconda vittima del virus. Eseguiti gli esami ematochimici e cellulari che ora sono allo Spallanzani. Vediamo. Sta bene, è monitorato in sorveglianza attiva in diverse fasce orarie e questa mattina è stato sottoposto ad alcuni prelievi di sangue secondo un protocollo disposto dal Ministero della Salute, eseguiti da un medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e da un infermiere territoriale dell'ULSS 6. Resta in isolamento il medico sudafricano ospitato in un albergo di Padova dopo il contatto avvenuto lo scorso 26 aprile con la moglie del paziente zero, la 69enne olandese morta in Sudafrica a causa dell'antavirus dopo essere scesa dalla nave MV Hondius. 4 le persone sbarcate in Italia dall'aereo della KLM diretto in Olanda con scalo a Roma, dove per pochi minuti è salita la donna. 2 sono giovani marittimi, uno campano, l'altro calabro, entrambi sottoposti a quarantena obbligatoria. La terza è una donna di origine straniera che vive a Firenze. Il quarto, il medico 50enne originario di Johannesburg che ha fatto scalo a Venezia e attualmente si trova a Padova, dove il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 Euganea sta gestendo il monitoraggio in stretto contatto con la Regione e il Ministero della Salute. A Tenerife nel frattempo è stato completato lo sbarco dei 147 passeggeri della MV Hondius. 3 passeggeri scesi dalla nave in quarantena nei paesi d'origine si sono aggravate nella notte le condizioni di una cittadina francese che presentava sintomi ed è risultata positiva al virus, mentre, seppur positivo, è asintomatico un cittadino statunitense. Nessun allarme per il Veneto, ribadiscono le autorità regionali. Dal Ministero della Salute è attesa una circolare. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso una guida sulla gestione dei contatti. 42 i giorni di sorveglianza attiva per i contatti ad alto rischio. Una pagina sul maltempo ora, maltempo che ha colpito soprattutto la Marca con una forte grandinata che si è abbattuta in varie località del Trevigiano, dal Monte Bellunese fino a San Biagio di Callalta. Una tempesta ha imbiancato vari comuni, non solo, ma nel Villorbese una tromba d'aria ha provocato anche dei danni nel centro di salute mentale dell'ULSS 2. Una tromba d'aria ha sradicato la porta d'ingresso che si è staccata ed è piombata a terra. 4 mezzi dell'ULSS 2 sono stati letteralmente bersagliati da pezzi di metallo e ferro che sono volati a causa del forte vento, finendo contro le vetture e mandando in pezzi vetri e danneggiando le carrozzerie. Fortunatamente nessuna persona in quel momento si trovava nel parcheggio. Nella vicina casa di riposo Marani diversi alberi sono caduti all'interno del parco. Danni anche alle coperture di alcune abitazioni con tegole spostate o cadute, soprattutto a Castrette. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.
E nel primo pomeriggio, intanto, lungo la Transpolesana, all'altezza di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, un albero è improvvisamente caduto su una vettura in transito. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando i vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti sul posto per soccorrere il conducente rimasto coinvolto nell'incidente. L'uomo ferito è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri e successivamente affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Le notevoli dimensioni della pianta caduta hanno reso necessaria la chiusura completa della Transpolesana in entrambi i sensi di marcia, causando pesanti rallentamenti e forti disagi alla circolazione stradale per diverse ore. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'arteria. Ed ora la cronaca, perché i filmati delle telecamere di videosorveglianza sono in questo momento passati al setaccio per cercare elementi utili a risalire ai banditi che venerdì notte si sono introdotti in una villa di Selvana, Treviso, immobilizzando gli anziani proprietari e ingaggiando una colluttazione con la figlia, il bottino di decine di migliaia di euro, e indaga la squadra mobile. Potrei stare meglio, dicendo la verità. Ancora un po' scosso, però passerà. Lo shock di ritrovarsi in casa in piena notte 3 sconosciuti col passamontagna. Ezio Colombo, 80 anni, imprenditore, racconta quello che tra venerdì e sabato scorsi lui, la moglie Priscilla Mazzoli, 71 anni, architetto, e la figlia Olimpia, medico oculista di 33 anni, hanno dovuto affrontare nella loro abitazione di Via degli Alpini a Selvana. Mezzanotte e mezza, banditi, forse dell'est Europa, entrati da una finestra. Si sono trovati a mezzanotte con queste persone dentro casa. Mia moglie era ancora alzata, stava finendo di lavare i piatti o roba del genere, e si è trovato un individuo vicino e gli ha detto: scusi, ma lei chi è? E questo gli ha detto: siamo carabinieri. E lei gli ha detto: no, voi non siete carabinieri, avevano il passamontagna, voi non siete carabinieri. E gli ha lanciato contro una sedia, dopodiché è stata presa, immobilizzata. Il cane di casa è stato chiuso in bagno perché non abbaiasse. Colombo era al piano di sopra e da lì ha sentito le grida della moglie. Io ero a letto, ho avuto una di queste persone sempre attaccata a me, non voleva lasciarmi muovere, non voleva che lasciassi niente, e dopo ho cominciato a rovistare dappertutto, cercavano le casseforti e non le hanno trovate perché erano vuote, in quanto avevamo già avuto un furto un paio d'anni fa e non sono più state ripristinate perché erano state aperte col flessibile. Stai tranquillo, non ti succede niente, continuava a ripetergli il bandito, essendo l'anziano cardiopatico. Ma i primi a essere agitati, racconta lo stesso Colombo, erano proprio i rapinatori, gente che di quella casa sapeva fin troppo, era al corrente anche dell'esistenza di una seconda cassaforte. La figlia, rientrando, si è trovata davanti i 3, ha tentato di reagire mordendo la mano di uno di loro, rimettendoci un dente e rimediando un pugno in volto. Per lei 20 giorni di prognosi. Fisicamente bene, non è successo fortunatamente niente di grave. Quando i banditi, forse attesi all'esterno da un quarto soggetto, se ne sono andati, la famiglia ha allertato il 113. Ingente è il bottino, gioielli di famiglia, orologi per decine di migliaia di euro. La polizia ha effettuato rilievi, raccolto testimonianze, al vaglio della squadra mobile i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel quartiere c'è inquietudine e incredulità. Io a mezzanotte ero fuori col cane, abito nei condomini in fondo alla via, quindi sì, sono persone anziane, conosco perché conoscevo la figlia da piccola, è un duro colpo, ecco, quando qualcuno ti entra in casa, soprattutto in questo modo qui. C'è anche un controllo di quartiere per quello che funziona, ma non so quanto funzioni insomma in realtà, perché fa paura quando c'è gente in casa e che quindi possono essere intanto il trauma psicologico e il rischio magari invece anche di essere pestati o di essere, quindi è una cosa che non può lasciare indifferenti, ecco. Più di mettere l'allarme, chiudere bene la casa, non lo so, fidarsi meno.
Ed ora una notizia che arriva dal mondo del lavoro e che scuote un po' tutto il nord-est, perché il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi, nel corso di una riunione di coordinamento nazionale convocata a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4.000 addetti. Lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale e così FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale in ogni stabilimento contro il piano di ristrutturazione presentato oggi a Mestre. Ancora la cronaca con una 17enne bengalese violentata in casa da un connazionale ospite temporaneo nella sua casa di Marghera. La corsa all'ospedale, la denuncia, carabinieri sulle tracce dell'aggressore e sulla vicenda è scontro anche politico con l'europarlamentare Anna Maria Cisint e il portavoce della comunità bengalese. Sono ancora sulle tracce dell'uomo i carabinieri che sabato sera sono intervenuti dopo la chiamata disperata di una giovane di origine bengalese. Dura la condanna della comunità nei confronti dell'uomo che, approfittando dell'assenza del marito della ragazza minorenne, madre di un neonato, ha abusato di lei violentandola mentre nella stanza accanto dormiva il bimbo. L'aggressore, più grande di lei, era ospitato in casa della coppia e pare avesse delle mire sulla giovane già da tempo. Disperata, la richiesta di aiuto della ragazza, che secondo gli inquirenti avrebbe appena 17 anni. Sotto shock ha chiamato i carabinieri e con loro è corsa in pronto soccorso per escludere eventuali malattie venere dopo la violenza subita. Ci ha fatto veramente rimanere scioccata tutta la comunità. Tutti hanno condannato questo episodio perché è una cosa che non deve succedere. Dopo l'aggressione e la violenza l'uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce mentre i carabinieri indagano sull'accaduto. Il fatto è diventato terreno di scontro politico. Dure le parole dell'eurodeputata Anna Maria Cisint. Rientriamo nel ragionamento che spesso ho denunciato di spose bambine, di madri bambine, di ragazze obbligate a un futuro che non scelgono ancora da minorenni. La vicenda dell'ospite rientra in un sistema più ampio, classico delle comunità bengalesi, dove chi è residente in Italia accoglie fingendo ospitalità ma nascondendo affitti in nero, posti letto in nero. Siamo in quella fattispecie lì. Siamo rimasti veramente un po' scioccati perché solitamente quando c'è una famiglia, solitamente l'appartamento, se in affitti, si condivide con un'altra famiglia. Invece in questo caso c'è uno sconosciuto che abita dentro una casa dove c'è una famiglia, quindi è una cosa veramente un po' strana che noi cercheremo di capire che è successo. Un fatto che apre uno spaccato di quella che è la realtà della terraferma veneziana. Da un lato il sovraffollamento negli appartamenti per mancanza di possibilità di affittare, dall'altro la presenza delle oltre 25.000 persone di origine bengalese che lavorano nel territorio. Solo a Fincantieri sono circa 7.000 dalla Lega Lafondo. Basta. Rimpatri, remigrazione, chiamiamola come vogliamo, ma non siamo più disponibili ad accettare situazioni di questo genere, di extracomunitari che arrivano e compiono atti così gravi. L'Italia è un paese fondato sul lavoro, quindi c'è tantissimo lavoro e l'Italia ha bisogno di lavoratori, quindi l'immigrazione legale ben venga, ma fare propaganda in questo modo dell'immigrazione, queste cose sono cose che ormai non funzionano, attirano solamente qualche persona ignorante che comunque non sa come funziona l'immigrazione e quindi che mandi dei messaggi seri e concreti, non solo propaganda e slogan da campagna elettorale tutto l'anno. E a proposito di campagna elettorale, ora ci spostiamo a Venezia perché proprio lì la campagna elettorale si fa sempre più accesa tra video shock, accuse e toni ritenuti violenti e minacciosi. A scatenare le ultime polemiche il video pubblicato su Facebook da un veneziano che aizza il proprio Rottweiler contro il volantino di 2 candidati del PD. Questi le moschee a Venezia, sti qua, diciamo che se può mettere casa sua, va buon, su quelle proprietà che ha, sti bei signorini di sinistra. Zeus, guarda qua! Vai, Tappio! Bravo! Abbiamo mortegare a sti sordi. Bravo, questa è la fine che merite. Sbranai vivi, sorgi. Meritate di morire sbranati vivi, sorci.
Si rivolge così nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook un veneziano che aizza il suo Rottweiler contro il volantino elettorale di Margherita Fonte e Mattia Costantini, candidati del PD, che ora stanno valutando azione di tutela legale anche in sede penale. Immediata la condanna bipartisan, dal Comitato elettorale di Venturini l'invito a respingere ogni linguaggio d'odio e qualsiasi intimidazione politica, mentre Matteo Bellomo, coordinatore della campagna di Andrea Martella sindaco, parla di episodio gravissimo e intollerabile. Ma nelle stesse ore a far discutere è stato anche un altro video, sempre diffuso via social, questo ispirato ai film epici sui guerrieri spartani con riferimenti ad alleanze considerate pericolose. Signori cittadini, la situazione è grave, più del Covid, più del debito. 24 maggio e 25 maggio, l'urna diventa una pistola. Simone Venturini vi aspetta. Dategli un voto o dateci un funerale. Simone scende in campo con una spada d'oro. Vede le moschee crescere come tumori nel nostro orto. Bangla nei nostri ospedali. Toni che hanno provocato nuove reazioni indignate, compresa quella di Matteo Secchi, candidato della lista Venezia è tua a sostegno di Andrea Martella, che chiede di abbassare il livello dello scontro politico. Il video che abbiamo visto su Instagram da parte di questi sconosciuti è molto grave. E sicuramente Simone Venturini e i suoi collaboratori non ne sanno nulla, quindi non vorrei colpevolizzare loro, però vorrei che prendessero le distanze da questo video e da questi toni veramente molto brutti e gravi. Tensione che arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi per le immagini di Kalashnikov e fucili pubblicate sulla pagina Facebook di un cittadino bengalese che invitava a votare PD. E torniamo alla cronaca, ma rimaniamo nel veneziano per il dramma alla stazione di Fossalta di Piave, dove un marocchino di 28 anni è stato travolto mentre attraversava i binari a piedi. La tragedia ieri sera verso le 23, indaga la Polfer. Travolto dal treno mentre attraversa il binario alla stazione di Fossalta di Piave. La tragedia, mentre il convoglio partito da Venezia diretto a Trieste lo ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del tragico episodio e capire se si sia trattato di un drammatico incidente oppure di un gesto estremo. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando parenti, amici o conoscenti della vittima in grado di fornire elementi utili per ricostruire le ultime ore del 28enne. Ora andiamo nel Vicentino, dove una madre è stata truffata per anni, denunciato un 24enne che ha falsamente prospettato l'esistenza di gravi e inesistenti in realtà problemi giudiziari a carico del figlio della donna. Un inganno crudele e logorante. La vittima è una madre vicentina. Da 4 anni un giovane le prospetta gravi problemi giudiziari a carico del figlio ventenne. Ma è tutto inventato, si tratta di un inganno. Se vuoi salvare te e tuo figlio, devi fare come ti dico io, insiste il truffatore. La donna, una 59enne di Longare, ormai soggiogata, viene indotta dalle continue manipolazioni psicologiche a versare al malintenzionato in più riprese oltre 132.000 euro per fantomatiche spese legali. Intervengono i carabinieri di Longare. Gli investigatori esaminano i tabulati bancari e documentano i ripetuti bonifici e versamenti da parte della donna, accertando che l'indagato, un 24enne italiano disoccupato di Montegalda, ha sperperato i soldi versati dalla donna acquistando un SUV di lusso da 90.000 euro. Le indagini consentono all'autorità giudiziaria di Vicenza di emettere un decreto di sequestro preventivo della macchina e di bloccare i conti correnti dell'indagato. Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata, ma soprattutto è stato stroncato l'odioso raggiro e restituita serenità alla vittima. E
Ed ora riviviamo la 97esima Budunata Nazionale degli Alpini che si è svolta a Genova, la festa, i numeri con il record di ascolti su Media Nord-Est, oltre 1.330.000 spettatori con Antenna 3 che ha staccato nettamente le emittenti concorrenti. Battono i tamburi, si alza la musica. Immagini, suoni, voci in oltre 12 ore di diretta non stop. Gli ascolti della 97esima Adunata Nazionale di Genova incoronano Antenna 3 Televisione degli Alpini e di tutti coloro che amano le penne nere. Grazie per partecipare alle nostre iniziative. Entusiasmo, calore, vicinanza si sono intrecciati ad emozioni personali e ricordi via via che lo sfilamento delle sezioni alpine lungo le strade della città della Lanterna procedeva. Ed è proprio per questo fiume in piena, per questa partecipazione collettiva che domenica 10 maggio 2026 resterà negli annali. Oltre 1.330.000 spettatori davanti allo schermo per seguire le emittenti del gruppo Media Nord-Est, vale a dire 37.000 utenti al minuto di fronte alla televisione. Da sola Antenna 3 ha totalizzato oltre 700.000 spettatori con un ascolto medio di 24.000 ogni minuto, staccando nettamente le emittenti concorrenti che hanno a loro volta mandato in onda la grande festa alpina. A riprova del forte attaccamento del territorio alle penne nere e dello stretto rapporto tra Antenna 3 e il suo pubblico, pronto fin dalle primissime ore di diretta a seguire la domenica alpina con un ininterrotto flusso di messaggi che dal mattino è andato avanti fino al passaggio della Stecca con gli alpini di Brescia. Genova rimane nel cuore col gruppo Media Nord-Est pronto ai prossimi eventi. Appuntamento a Gemona per il raduno triveneto del 19, 20 e 21 giugno. Questa è la Gemona del terremoto del 1976. E ora andiamo a visitare il primo museo in Italia dedicato al gioco degli scacchi che apre le sue porte a Marostica. Marostica è famosa nel mondo per la città a scacchi con personaggi viventi, ma un museo di livello internazionale degli scacchi è l'unico in Italia e uno dei pochissimi in Europa, quindi è una rarità. Ci sono pezzi che arrivano da ogni parte del mondo, da tutti i continenti, dal Settecento ai giorni nostri. Nasce il Museo Internazionale degli Scacchi Giovanni Longo, città di Marostica. Sabato 16 maggio l'inaugurazione. Un progetto dal valore complessivo di 668.000 euro, finanziato per circa un terzo dal Comune di Marostica e per la restante parte con fondi PNRR. Io ho voluto fare questo museo per un motivo molto semplice, perché quando viene a mancare un collezionista, della sua collezione non si sa cosa farne. Però è un patrimonio culturale che si disperde e pertanto io ho voluto invece fermarmi. Uno doveva fermarsi e realizzare un museo, perché altrimenti tutte queste cose non vengono portate non solo a chi gioca a scacchi, ma anche a chi non è capace di giocare a scacchi. Ci sono voluti 5 anni, non un giorno. E sono convinto, certo, che questo possa avvicinare anche tanti giovani al gioco. Le stanze del Castello Inferiore ospiteranno una preziosa collezione di set, opere e testimonianze dedicate al mondo degli scacchi. Il museo è organizzato in 4 sale, una sala Europa, la più capiente, una sala dell'America, una sala dell'Africa e una sala dell'Asia. E in tutte queste 4 sale ci sono set di scacchi, orologi, quadri di periodi diversi. Un luogo magico per appassionati e non solo, pensato per custodire la storia degli scacchi e trasmetterne il fascino alle nuove generazioni. Avere anche il Museo Internazionale degli Scacchi qui a Marostica credo che darà un grande valore aggiunto sia alla città ma anche agli stessi scacchi. Sta diventando gli scacchi uno sport estremamente popolare, sappiamo che circa 3.600.000 persone ogni settimana giocano a scacchi e dunque è un fenomeno sociale. Speriamo che questo fenomeno sociale ritorni anche su Marostica. È tutto per questa edizione veneta del nostro notiziario, grazie per averci seguito, arrivederci.